bentornati al consueto appuntamento con le news di Zwischamer Channel, le principali notizie dal mondo in meno di un minuto. Cominciamo subito con le unioni civili. In Senato il voto slitta per la protesta anche in aula dei 5 Stelle. Andiamo subito a Padova invece con il delitto ormai quasi di Isabella 90. Sono stati 3 i fermi per omicidio premeditato. Queste le dichiarazioni del capo della squadra mobile di Munno dalla questura di Padova. Tangenti, sanità in Lombardia, 21 arresti. C'è anche Rizzi, fedelissimo di Maroni. Salvini lo ha subito sospeso dalla Lega. I funerali Bialetti, in chiesa le ceneri entrano all'interno di una moca. Telecom Italia piano accelera su investimenti dal 2018, che punta anche questo piano a recuperare punti di efficienza. Poi passiamo alla pagina internazionale. La Siria, truppe di Assad avanzano, la Turchia, necessaria operazione di terra ma con altri alleati. Sarkozy indagato per fondi illeciti, l'Eliseo più lontano, morto anche oggi l'ex segretario generale dell'ONU Boutros Ghandi. Adesso andiamo in Austria perché è confermata l'ipotesi che presto prenderanno via i controlli ai valichi con l'Italia, mentre Londra resterà nell'UE, poiché non c'è un piano B. Le principali adesso notizie dai giornali. Libero intitola: così tagliano le pensioni alle vedove, reversibilità nel mirino. La Repubblica, Siria, strage negli ospedali. Il Gazzettino, ripresa debole la mossa di Draghi, il presidente della BCE pronti ad agire da marzo. Avvenire, bombe sugli inermi, in Siria colpiti 5 ospedali e 2 scuole, 50 le vittime, accusa Mosca che però nega il coinvolgimento. Adesso le pagine internazionali. The Times, new cancer drug offers hope of a lasting cure. Una nuova droga offre l'ultima cura per il cancro. Questa era The Times. A seguire USA Today, glitz, glamour and glory. Quindi stravaganza, glamour e gloria ai Grammys. Passiamo a Der Tagesspiel, Syrienkrieg eskaliert vom Waffenrunde, la guerra in Siria, c'è un'escalation nonostante cessate il fuoco. E adesso Die Welt, Feuerpause in Siria, aber nur wenn die Russen Lust haben, la pausa dal conflitto in Siria, ma solo quando i russi hanno voglia. Queste erano le principali notizie. Noi ci rivediamo domani con la nuova edizione di Zwischamer Channel World News. Grazie per averci seguito, buona serata.